Baggio che converge, Baggio, finta di Baggio, tiro, grandissimo gol di Baggio! La telecronaca del gol contro la Cecoslovacchia, Italia 90 e poi due righe. Ciao Bruno, mancherai a tutti, la tua voce riecheggia per l'eternità. Così Roberto Baggio saluta su Instagram il giornalista Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano e della nazionale azzurra, morto a 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 sabato. Friulano di Cormons, di cui vestì la maglia grigio-rossa per il campione di Montebelluna, Aldo Serena, il suo passato da calciatore era un valore aggiunto. Conosceva bene anche alcuni risvolti del campo che non tutti magari possono averne appunto conoscenza ed aveva la capacità di un lessico molto preciso, molto attento, coordinato con le azioni in campo e rispettoso dei giocatori e anche di tutto quel mondo del calcio a cui lui era venuto a contatto. Un signore delle telecronache, mai sopra le righe, così raccontava del consiglio che gli diede Niccolò Carosio. Ti dico solo una cosa, se anche per malaugurata ipotesi tu fossi astemio, quando ti fai vedere in pubblico, fatti vedere sempre con un bicchiere di vino o di whisky, perché poi quando andrai in postazione qualche stupidata la dirai, almeno potranno dire che hai bevuto. Personaggio a sua volta, la sua voce era sinonimo del grande evento, della partita che conta. Era una persona molto gradevole, intelligente, una persona di stampo antico che però aveva una mente plastica moderna. Nel 1985 gli toccò descrivere l'orrore dello stadio Heysel, la morte di 39 tifosi, in gran parte italiani. Quella è stata una serata maledetta, no? Che resta dentro di me, ma nella mia coscienza di uomo, prima ancora che nei miei ricordi di commentatore. Non ha mai prevaricato, non ha mai avuto un ego così sviluppato da mettere davanti se stesso all'evento. Pizzul, voce delle notti magiche. È sempre un po' una ferita aperta per quanto mi riguarda, perché io così ho sbagliato uno dei due rigori nella semifinale contro l'Argentina a Napoli. Però ecco, resta un momento di assoluta comunione totale, a mio avviso. Abbiamo in quel periodo unito l'Italia pur non vincendo, il che vuol dire tanto. Serena conclude raccontando di uno scherzo che fece al giornalista quando abitavano poco distanti uno dall'altro a Milano. Si camuffò e fermò Pizzul in bicicletta, non avendo lui la patente, chiedendogli indicazioni per arrivare a San Siro. Allora lui ha cominciato a indicarmi con pazienza e io lo contestavo, dicevo ma come a destra, a sinistra? A un certo punto stava perdendo un po' la pazienza e ha capito che c'era qualcosa che non andava, mi ha guardato bene, ha capito che ero io e a quel punto insomma in gergo nostro qui del Veneto Friuli mi ha mandato in Mona.